Massimo Bergantini a Urven e quello che ha voluto insieme all'amministrazione portare questo tipo di tecnologia anche a Chioggia. Non per piaggeria, ma devo ringraziare le persone che sono qua sedute e non solo, perché questa amministrazione veramente l'ha voluta fortemente, 6 mesi di lavoro per arrivare qua, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anche grazie ad Ascot e ad ASA che hanno creduto fortemente, Banca Patalina, il dottor Ardizzon che ci ha aiutato tantissimo. Se non è scappato c'è Alessio Sponton che rappresenta Veritas ed è stato fondamentale per questa riuscita e sarà fondamentale per il proseguo poi, perché alla fine dobbiamo svuotare un paio di volte al giorno questa macchina. Bene, do un dato, Eurven vende in tutto il mondo, non solamente in Italia. Abbiamo consegnato una 60ina di macchine in Iran, a Teheran, tanto per dire come sta funzionando da ormai quasi 20 anni in tutto il mondo. L'Italia è un po' indietro, però insomma alla fine un po' alla volta ce la faremo e questo è un esempio. Si parlava prima appunto di un plus per la bandiera blu, questo potrebbe essere un aiuto per il prossimo anno. Comunque stiamo parlando di una città con delle eccellenze sotto il profilo lavorativo e sotto il profilo dei servizi che è inutile ricordare, ma bisogna ogni tanto ricordarlo, insomma, e qui i rappresentanti ci sono anche e hanno aiutato a partire il progetto. Poi ci sono anche degli altri main sponsor, ma insomma li vedremo più avanti. Io direi, se siete d'accordo, di far vedere come funziona questa macchina poi alla fine. E non è Valentina, puoi darmi una mano oppure Giuseppe? Aspetta, Giuseppe, sì, grazie. Vi facciamo vedere come vengono premiati poi i cittadini che ci aiutano, sì, grazie, se mi dai una mano, a riciclare. Allora, è semplicissimo. In questo foro bianco si inserisce il tappo della bottiglia che poi sarà consegnato, essendo una plastica particolare. Di solito serve anche questo qua come progetto educativo per le scuole e chi ha bambini sa che i bambini sanno già cosa fare. Poi nel foro dedicato si inserisce la bottiglia, tirando la maniglia apposita, la macchina parte nella compattazione, compatta al 93%, eccolo qua, fa tutto il suo procedimento e successivamente si accede al touchscreen dove avremo le premialità. Adesso vado, non so, c'è Eurospesa per dire, i negozi che hanno partecipato propongono delle promozioni, in questo caso 5 euro di sconto su tutta la spesa può essere utile. Clicco nel touchscreen, mi dice: sei sicuro di voler stampare questa cosa? Sì, sono sicuro di volerla stampare, e mi esce il coupon con 5 euro di sconto su tutta la spesa. Quindi la mia bottiglia non vale più niente, ma vale qualcosa. Mi posso far riconoscere con il mio codice fiscale, attenzione, dovete vedere che c'è scritto codice letto, e come succede in farmacia, per dire, lo scontrino tiene conto di tutti gli imballi, se espongo il mio codice fiscale ogni volta, che io faccio nel corso di un anno. Io stamattina ho fatto 6 conferimenti e Massimo Bergantin, eccolo qua, il sistema tiene conto di questa cosa qua. Cosa serve? Attualmente non abbiamo ancora promosso e abbinato premialità, ci stiamo studiando. Si possono fare tantissime cose, per esempio in provincia di Treviso con il gruppo Savno abbiamo creato una premialità per cui un cliente al mese, quello che più ha riciclato, il gruppo Savno paga la sua Tari per un anno. A Lavarone, inaugurato settimana scorsa, il comune, il municipio, paga 5 centesimi ogni bottiglia conferita da scalare in Tari. Quindi capite che l'importante è pensarci un po', ma si può fare qualsiasi cosa.